Ciao amici, qui Mario Di Donato del gruppo F Aurea nella ricalibrazione planetaria, dal diario di un viaggiatore eterico. La vita è un viaggio e l'anima ha il suo viaggio, ha il suo percorso, il percorso dell'anima. Ultimamente, sapete, con Francesco abbiamo aperto questa porta e stiamo finalmente esplorando la genealogia dell'anima. Prima però, dato che ci sono milioni di definizioni diverse di anima, definiamola molto easy come l'aspetto eterno dell'essere, ok? Che quando si manifesta parla attraverso il sentire di coscienza, la vita interiore, l'emozione, il sentimento, quelli profondi, veri, che vanno oltre, punto. Quando l'anima si manifesta lo scopo, la destinazione, il percorso, il chi sei. Altrimenti vivono solo i piloti automatici, gli automatismi creati dalla biologia, dalla genetica, dal vissuto, eccetera. Ma a quel punto si vivono vite di altre persone o che altre persone hanno voluto, oppure si vivono vite spente e di solito insoddisfacenti e non si sa perché. Si sta soltanto seguendo biologia, istinti, memorie, ma non si sta seguendo quel qualcosa in più che ti fa battere il cuore, perché l'anima materialmente è anche un impulso elettrico, lo stesso impulso elettrico che anima il cuore. E quando termina quell'impulso, termina un capitolo, rimane comunque la vita biologica, perché no? Con le sue esperienze e un'altra anima può anche sopraggiungere, ed è capitato ad alcune persone, sì, si possono avvicendare. Più anime utilizzando uno stesso vettore fisico, uno stesso corpo, ma queste sono altre tematiche. Mi è capitato un caso di recente molto interessante a proposito di scelte e percorso dell'anima, perché poi vai lì e dici: perché tutta questa rabbia? Come te ne accorgi? Questa viene nascosta, scende giù nell'intestino, ok, però ti sei nascosta, però sei ancora qui nell'intestino. Perché tutta questa rabbia? Neanche il tempo di dire: guarda che comunque è un'emozione utile e sana se messa a frutto, perché è quella che ti fa cambiare le cose e agire, zio Billy. Insomma, cominci a lavorarci, entri nella porta, la scelta dell'anima, le aspettative dell'anima, mamma mia. E lì il disastro universale, e lì diventa divertente. Perché vedi un attimo questo tipo di esperienza, no? Periodo Covid, 2020-2021, la persona che non accetta quello che è avvenuto, ma non accetta che cosa? Che dei governanti possono essere così perversi e distorti, tanto da manipolare e fare del male a delle persone consapevolmente. Punto. E quindi gli si apre quella finestra. Allora vai a lavorare un attimo su quella finestra, la trovi lì come ancoraggio fisico e dici: bene, ok, ma che origine ha? Che scelte sono state fatte? E ti rendi conto che, uno, c'era bisogno di riviversi questo tipo di esperienza, due, torni indietro di un buon migliaio di anni se non di più, lo scenario che ti si presenta agli occhi è lo stesso scenario in cui dei regnanti, considerati benevoli amici vicini di casa, fanno il disastro universale e tu rimani lì e dici: perché? L'anima che non si aspettava che qui nella materia, nella biologia, ci potessero essere delle persone che prendessero delle decisioni così distaccate da ciò che realmente è l'anima, così perverse e così distorte. Lavorando con la persona di cui vi sto riportando il caso, lo scenario è stato un po' quello delle invasioni bizantine. Sì, storicamente, no, l'Italia, l'impero romano era caduto, l'Italia era divisa in tanti regni definiti barbarici, ma se in realtà andiamo ad approfondire, questi regni barbarici vedevano se stessi come i discendenti dell'antica Roma. Non erano veramente barbari. Avevano mantenuto e preservato gran parte dell'impianto delle leggi, tante tradizioni, vivevano bene, c'era arte, c'era cultura, ma non erano più de fatto Roma. Allora Bisanzio, no, la Roma d'Oriente,
dice, eh no, ma dobbiamo riappropriarcene. Mandano i catafratti, i cavalieri corazzati, fanno il disastro totale e lì cominciano i veri secoli bui. Epidemie, gli acquedotti che ormai interrotti non funzionano più, l'acqua ormai è sporca, eccetera, eccetera, eccetera. E l'anima dice, ma come? Noi siamo romani tanto quanto voi, siamo fratelli e voi ci invadete. E non solo ci invadete, ma ci bruciate i campi per evitare che noi ci riprendiamo le terre? Au, che state a fare? E l'anima che da quel periodo dice, basta, basta, voglio tornare in un'epoca più civilizzata, e lì c'è la scelta d'anima. E qui è interessante perché come operatore puoi accorgerti delle dissonanze, gli squilibri nelle scelte dell'anima, perché non tutto è perfetto, anzi diventa perfettibile attraverso il lavoro interiore. Prendi atto della scelta, correggi il tiro. Che esperienza stavo facendo? Che esperienza sono venuto a fare? Che gap bisogna superare? Prendere atto che esiste anche la barbarie a questo mondo e può esistere da dove non te l'aspetti? Ok, prendiamone atto. E qui può aprirsi una finestra più grande perché fa paura, perché dentro di noi c'è quella stessa barbarie. Comprenderlo è una chiave importante. Anima e emozione. Tutto ciò che non vogliamo vedere di emozione dentro di noi viene censurato. Se ci permettiamo di vederlo, diventa potenza. L'anima è potenza, ma solo se ce lo permettiamo, e a quel punto possiamo cambiare le cose. L'antico Mercurio, la divinità italica, sembra che stia saltando di palo in frasca, vi assicuro che non è così. Da questo punto di vista, che cosa porta? Di cui il Mercurio pianeta è solo un riflesso, un eco indebolito. Porterebbe e ti direbbe, sì, guarda, dentro di te, Mercurio comunicazione, cielo-terra, conscio e inconscio, ti direbbe, guarda, guardati dentro, prendi atto, guarda tutto quello che c'è dentro di te. Quello che giudichi come negativo, quello che giudichi come bello, prendi atto di tutto. Poi però apri un canale diretto verso ciò che è divino e agisci in quella direzione. Puntini, puntini, puntini. Noi siamo anima animati da un aspetto eterno, ma quell'aspetto eterno ha bisogno ancora di fare esperienza, di imparare tante cose. In noi ci sono aspetti biologici, memorie, doni e cicatrici, e tutto si può trasformare. Chi ha la forza di farlo è l'anima, purché ci riappropriamo di tale forza, purché ci permettiamo di non censurare più nulla dentro di noi e di guardare tutto. Permetterci di guardare tutto, a quel punto tutto si può trasformare, tutto si può cambiare, tutto può rinascere. E questo è il viaggio dell'anima. La domanda all'interrogativo è: perché l'anima viene giù? Al di là della risposta a fare esperienza, perché viene giù? Ci sono altre risposte? Può essere che venga a far fare esperienza alla parte biologica, al DNA, e quindi a lasciare un semino di divino in questo mondo? Puntini, puntini, puntini. Parlate con l'anima che vi anima, perché vuole cambiare tante cose. Permetteteglielo. E smorzate l'ego dell'anima. Dai, quelle scelte che deve essere così. Tutto qui. Questo è un po' il semino che lascio da questo diario di viaggio. Grazie ragazzi e alla prossima.